6 giorni, in un'unica puntata. Die pro die, 6 giorni. Siamo a Olbia, siamo al Molo Brin in compagnia di Giuliano Lenzini, buongiorno, che ha organizzato questa fiera enogastronomica con non solo tanti vini, tanta gastronomia, ma anche molti artisti. Buongiorno. Buongiorno. Come nasce la voglia di organizzare una manifestazione di questo tipo? Ma il desiderio, diciamo, di dare prima di tutto al mondo del vino una importante vetrina, che collegarsi con la cultura, diciamo, con la non solo, diciamo, enogastronomia, ma anche cultura, perché bisogna procedere, bisogna andare avanti. Cioè la Sardegna ha bisogno di crescere, e cresce, diciamo, non solo col prodotto enogastronomico, ma anche con un fattore di collegamento tra le varie culture del Mediterraneo, perché qua si tratta di Mediterraneo, non solo Sardegna. Infatti, a proposito del Mediterraneo, vorremmo sottolineare il fatto che all'interno di questa fiera ci sono anche dei prodotti che arrivano dalla Corsica. Esatto, Corsica, Pantelleria, Isole Eolie, Sicilia. È importante, la Sardegna deve uscire da un isolamento, diciamo, e cercare di collegarsi con tutte le altre isole del Mediterraneo e quindi ricollegarsi al continente. Cioè è tutto un insieme di cose che ci porta a avere maggiore cultura e quindi poter capire veramente qual è la nostra possibilità economiche e sociali. Saluto tutti, grazie per essere venuto a visitare la mostra al Molo Brin di Olbia. È una mostra che vede i vini della Sardegna offerti al pubblico e siamo stati invitati anche a portare dell'arte. Ci sono io, c'è Sabina Vargiu, e c'è anche il Modigliani di Milano con noi, dove andremo a esporre con Domenica Sanciu nel prossimo settembre. Io faccio parte del Museo Internazionale e parteciperò a una mostra ad Olbia al Martini in agosto, per poi fare i Lions, il Vittoriano e un'altra mostra importante che è Gioiello d'Arte. Bene, tutto questo per dire che l'arte è sicuramente la forma migliore di comunicazione, per cui quando si ha l'opportunità di parlarne è sempre un grande piacere, un grande onore. Paul, grazie, tu secondo me sei un mecenate, perché ci inviti spesso, ti occupi spesso di arte e questo ti fa grande. Io ti sono amico, ti voglio bene, ma soprattutto sono contento che non ci dimentichi, che ogni tanto ti ricordi di noi, come in questo caso. Grazie Paul e saluto tutti i tuoi ospiti e tutti i tuoi telespettatori. Sicuramente questa fiera serve anche per dare più spazio ai piccoli imprenditori del vino. Ma giustamente l'abbiamo fatta anche per quello, perché ci sono tanti piccoli imprenditori nati ultimamente che hanno bisogno di essere riconosciuti, di farsi conoscere dal grande pubblico e che fanno dei grandi prodotti. Quindi questa fiera serve molto per loro, oltre che per le grandi aziende. Dà alla Sardegna un'opportunità, fare conoscere e valorizzare i propri prodotti. Non è solo andando a Verona che si cresce, ma si cresce dando ai produttori della Sardegna la possibilità di crescere in Sardegna e di farsi vedere qua. Noi la ringraziamo, l'appuntamento è rinnovato alla prossima puntata, arrivederci.